Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si apre questa sesta riunione del 2025 con una prova per i 3 anni, Salchi Gentleman, l'1 Grozer, 2 Gina dei Colli, 3 Granart di Casei, 4 Gustav Trio, 5 Joestar dei Rum, 6 George dei Greppi, 7 Gaston, 8 Giotto dell'Est. Start che inizia a prendere velocità e stacca con veloci Gustav Trio e all'esterno George dei Greppi. Gustav Trio al comando nei confronti di George dei Greppi che prova ad insistere per ottenere strada. I due così si staccano in lotta nei confronti di Gina dei Colli che rimane in terza posizione. All'esterno avanza Giotto dell'Est. Si accoda George dei Greppi a Gustav Trio che prova a tirare i remi in barca, ma arriva la bordata di Giotto dell'Est che dopo 300 metri dà il parziale a Gustav Trio, lo sopravanza prima di aprirsi però di galoppo. E così Gustav Trio rimane al comando dopo un 34 di parziale iniziale. L'avversario principale, quello più atteso al betting, è finito squalificato. Seconda posizione c'è George dei Greppi che precede Granart di Casei. All'esterno prova ad avanzare Gaston. Quindi la seconda pariglia all'esterno la va a cogliere Gina dei Colli che precede Grozer e quindi Joestar dei Rum. 800 metri in 1.3.6, 400 di tutto comodo in 33.2 per il leader Gustav Trio, che prosegue indisturbato leader. Un po' di problemi per Gaston che stenta ad impegnarsi su questa curva, chilometro in 1.19.2. Gustav Trio sempre in vantaggio in controllo, George dei Greppi in seconda posizione, Gaston che cerca di passare terzo scavalcando Granart di Casei. La retta opposta alle tribune in 15.3, tutto facile per Gustav Trio per il momento che sta controllando le operazioni. George dei Greppi continua a filarlo. Gaston che prova a mettersi in moto, poi ancora Granart di Casei all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, frazione in 15,5 per la piegata. Gustav Trio è in vantaggio, prova a spostare George dei Greppi, ma Gustav Trio allunga e se ne va. Gustav Trio che nel finale vince di quanto vuole nei confronti di George dei Greppi. Al terzo posto finisce Gaston. 31 ad arrivare, 1.17,5, tutto facile per Gustav Trio. Andrea Orlandi per i colori della scuderia Trio. Vince il figlio di Ringo Starr, Treb, in coast to coast. Respinge un paio di attacchi in partenza, prima George dei Greppi, poi Giotto dell'Est che si getta di galoppo, e così è tutto facile per Gustav Trio e Andrea Orlandi al primo piano in questa prima corsa dall'Arcoveggio di Bologna.